Durante tutta l'estate il parco viene invaso da tantissimi bambini che arrivano da diverse parti della Sardegna e dell'Italia per realizzare i campus estivi di paleontologia e di archeologia. I campi estivi del piccolo paleontologo e del piccolo archeologo si sviluppano in 1, 3 o 6 giornate, dove i bambini in questi giorni vivono un'esperienza immersiva, dove simulano il lavoro del paleontologo alla ricerca di fossili o reperti archeologici, dove si divertono veramente tanto. I campi estivi nascono per avvicinare i bambini alla paleontologia e all'archeologia, quindi due mondi che ogni tanto si uniscono per cercare appunto di raccontare la storia del pianeta Terra e poi quella dell'uomo. Durante il campo del piccolo paleontologo tutte le attività sono incentrate per rendere i bambini protagonisti. Il bambino viene fatto diventare appunto un piccolo paleontologo e quindi gli viene data tutta l'attrezzatura, gli vengono spiegate le tecniche di scavo, letteralmente si devono sporcare le mani per scavare, per cercare reperti, per cercare fossili, davvero quello che fanno i veri archeologi e i veri paleontologi sul campo. Nell'Archeolab parliamo dell'archeologia della Sardegna, facendo un excursus in generale del popolamento a partire dal Paleolitico che riguarda appunto la Sardegna, per arrivare nel particolare dell'archeologia nuragica e degli ex voto, con il laboratorio dedicato proprio alla manipolazione dell'argilla, un elemento che spesso non capita di poter manipolare, e realizzare così un piccolo nuraghe, una piccola tomba dei giganti che possono decorare come la loro fantasia gli suggerisce. Sono le prime esperienze che possono fare lontani da casa, sono un'esperienza davvero formativa ma allo stesso tempo molto divertente. La sera proponiamo o un'attività diversa rispetto a quella della mattina oppure una bella passeggiata nel Parco della Giara alla scoperta dei cavallini e della flora del territorio. Durante questi giorni i bambini hanno modo di provare tantissime attività diverse, attività all'aperto, caccia al tesoro, ma anche di socializzare tra loro e di stare in compagnia in tutti i momenti della giornata, a partire dalla colazione per passare poi al pranzo e le varie attività che si fanno all'aperto e anche le attività notturne. Un bambino o un ragazzo dovrebbe iscriversi e partecipare ad uno dei nostri campi estivi perché è un'esperienza formativa molto stimolante che consente ai ragazzi di conoscere meglio la nostra isola attraverso la geologia, la paleontologia, l'archeologia e apprezzare un po' meglio ciò che la nostra terra ci offre.